Cari sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In diretta ogni domenica sera alle 19:30 su Sesta Rete, siamo in replica anche alle 23, in replica nella mattinata del lunedì. Tutto il calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria e con la solita chiusura dedicata al calcio a 5. Il saluto subito, immediato, alla nostra prima penaltina, la splendida Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Buonasera e ben ritrovati. Abbiamo tra l'altro scoperto che insomma lei ha avuto anche una bella love story con un portiere di calcio, ma non lo vogliamo svelare certamente in questa puntata di Penalty. Salutiamo in postazione Carmelo Puglisi. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, vedo che ti sei un pochettino anche inaspettatamente emozionata, Federica. Beh, succede. Salutiamo subito anche i nostri primi due ospiti della puntata odierna di Penalty, mister Ignazio Orefice. Buonasera. Ciclope Bronte. Buonasera. Ben ritrovato Ignazio. Insieme a lui un bomber di Lazza, soprattutto nelle categorie dilettanti, Luca Bracciolano, comprensorio normanno. Ciao Luca. Buonasera, buonasera. Oggi è andata male Luca. Poteva andare meglio. Il big match col Giarre è andato male. Però insomma siete sempre lì, ancora con la possibilità quantomeno importante dei playoff. La speranza è l'ultima a morire. Giustamente, fai bene, l'ultima a morire è la speranza. Iniziamo subito a raccontare la nostra trasmissione con i risultati, la classifica del campionato interregionale. Subito la parola a Federica, appunto con i risultati di questa nuova giornata del campionato di Serie D. Ragusa Agregas 0-2. Noto Battipagliese 2-1. Agropoli Città di Messina 3-0. Vibonese Comprensorio Montalto 1-0. Cavese Due Torri 1-0. Interreggio Licata 2-1. Orlandina Nuova Gioiese 2-2. Savoia Rende 1-0. Pomigliano Torrecuso 0-1. Vince sia la squadra campana del Savoia, ma anche e soprattutto la squadra siciliana dell'Acragas, quindi è tutto pronto per il big match della prossima settimana. A questo punto però mi sembra giusto dare sguardo alla classifica, giunta alla sua seconda giornata di ritorno. Savoia 49 punti, Agregas 43, Nuova Gioiese e Torrecuso 33, Cavese, Battipagliese e Agropoli 30 punti. Noto 28, Orlandina 27, Comprensorio Montalto 26 punti, Interreggio 25, Pomigliano 24, Due Torri 20 punti, Città di Messina 16 punti, Rende 12, Vibonese 9, chiudono la classifica Ragusa e Licata a 5 punti. Sottolineiamo che in questa classifica la Cavese, l'Interreggio e il Ragusa hanno un punto di penalizzazione, invece sono 3 i punti di penalizzazione per il Licata. Sguardo anche al tabellino della prossima settimana, terza giornata di ritorno, domenica 19 gennaio 2014. Questi gli incontri: Torrecuso Agropoli, Comprensorio Montalto Battipagliese, Pomigliano Cavese, Rende Interreggio, Licata Noto, Due Torri Orlandina, Nuova Gioiese Ragusa, Acragas Savoia ed infine chiude Città di Messina Vibonese. Allora Carmelo, è tutto pronto a questo punto per il big match della prossima settimana, un Acragas Savoia che sicuramente insomma sarà, non dico decisivo, ma indubbiamente sarà importantissimo per la classifica finale. Vento favorevole per l'Agregas perché questo big match, la formazione di Pino Rigoli arriva bene. Oggi arriverà per essere un altro riposata. Oggi ha giocato solamente 10 minuti all'Aldo Campo di Ragusa. Ragusa è sceso in campo con i ragazzini, ma dopo un quarto d'ora hanno deciso di ritirarsi. Mentre invece il Savoia ha sofferto e non poco contro il modesto Rende. Il Rende ha giocato praticamente buona parte della gara in 10 uomini. Il Savoia non ha sfondato. Delle due squadre di testa oggettivamente l'Acregas sta meglio. Complessivamente è stata una domenica non positiva per le siciliane, vince solo il Noto, male Due Torri e Città di Messina, pareggia in casa e si fa rimontare l'Orlandina. Il Licata invece si illude a Reggio Calabria con l'Interreggio, va in vantaggio, ma poi la formazione reggina rimonta e vince per 2-1. Ma un Licata che si è riorganizzato oppure è stato soltanto un fuoco di paglia? No, sotto l'aspetto societario e sotto l'aspetto tecnico la formazione è stata
sta onorando il campionato. Oggi è stata anche un po' sfortunata, sicuramente meritava probabilmente il pareggio, però insomma a questo punto del torneo abbiamo già passato il giro di boa, servono i punti, le Certo. chiacchiere stanno a zero. A questo punto del torneo sentiamo anche il pensiero dei nostri due ospiti di questa domenica. Ignazio, Savoia, Agragas, big match importante, chi vedi favorito? Io dico l'Agragas per un paio di motivi. Intanto la partita la giocano in casa e poi per il nostro caro amico Pino Rigoli che merita anche ancora palcoscenici migliori perché è una persona molto umile e sicuramente molto preparata. Quindi lo vedi favorito nel Sì, big sì, match? sì. Questo sì, Anche ma- se il Savoia insomma è una squadra importante. Ma sono le uniche due squadre che si sono attrezzate per fare bene tutto l'anno. I 16 punti di differenza tra la prima e la terza sono la dimostrazione che il campionato di Serie D quest'anno è il livello veramente bassino, togliendo le prime due squadre, e poi le siciliane si illudono sempre di fare un campionato di Serie D che è la prima categoria dei professionisti di fatto, senza alcuna programmazione e senza basi solide. Licata è questa, Ragusa già da un paio d'anni fanno questo tipo di campionati che veramente è deleterio. A questo punto secondo me è meglio fare un campionato di livello inferiore, un'eccellenza fatta bene, che una Serie D fatta in questa maniera. È vero, è vero. Luca, per te chi sarà favorito in questo incontro? Ma sai Ettore, quando si è lì la differenza la fa chi ha la mentalità più vincente. Sotto questo punto io conosco il mister Rigoli, Sì. è uno abituato a vincere, Certo. quindi È un vincente, sì, nulla da dire. l'ha dimostrato. Certo. Quindi penso che sono ben Però grande messi. rispetto del Savoia, Sicuramente, diamo rispetto al sicuramente Savoia sì. perché ragazzi comunque è lì, Certo. E come l'Agragas è super attrezzato per il grande salto di categoria. Questo è un campionato che sicuramente finirà l'ultima giornata. E infatti. Bene, e a questo punto, dopo aver parlato del campionato interregionale, passiamo subito al campionato di eccellenza, lo facciamo con i risultati, la classifica e parliamo del girone A. Pro Favara Alcamo 2-2. Mazzara Atletico Campofranco 1-1. Serra di Falco Folgore Selinunte 4-0. Riviera Marmi Leonfortese 2-1. Raffadali Parmonval 1-0. Sport Club Marsala Rocca di Caprileone 6-0. San Sebastiano San Giovanni Gemini 1-4. Camarat San Cataldese 0-1. Beh, esce sconfitta il Camarat in casa contro una San Cataldese che non ti aspetti, e a questo punto invece aspetteremo con ansia anche in questo caso un big match per la prossima domenica tra Camarat e Leonfortese, ma guardiamo la classifica al completo. Camarat 38 punti. Leonfortese 37. Alcamo 34. Serra di Falco 33 punti. Sport Club Marsala e Riviera Marmi 29 punti. Parmonval 26, Atletico Campofranco 25, Rocca di Caprileone 24 punti, Pro Favara 23, Mazzara, San Giovanni Gemini e Raffadali 19 punti, San Cataldese 18, San Sebastiano e Folgore Selinunte chiudono la classifica a 9 punti. Classifica che vede il Marsala e il San Sebastiano con una partita in meno. Tabellino anche della prossima giornata, si giocherà chiaramente anche in questa occasione domenica 19 gennaio 2014, sarà la quarta giornata di ritorno. Questi gli incontri: Leonfortese Camarat, come abbiamo detto il big match appunto della prossima settimana, San Cataldese Mazzara, Atletico Campofranco Pro Favara, Alcamo Raffadali, San Giovanni Gemini Riviera Marmi, Folgore Selinunte, San Sebastiano, Rocca di Caprileone e Serra di Falco ed infine Parmonval Sport Club Marsala. Allora, nel frattempo possiamo fare vedere anche qualche immagine del Camarat. Settimana prossima abbiamo questo scontro importante della vetta, no? Camarat contro Leonfortese. Carmelo. Scontro importante ma non decisivo, perché questo è un campionato estremamente equilibrato, estremamente incerto ma estremamente interessante, perché delle prime tre in classifica non vince nessuna, perde il Camarat, perde la Leonfortese, non va oltre il pari l'Alcamo a Favara e si riavvicina alla vetta, seppur
seppur ancora distante di 5 punti, il Serra di Falco, che oggi è riuscito a imporsi sul fanalino di coda Folgore. Bella impresa, come detto, anche del Riviera Marmi, che supera la Leonfortese e rimane agganciato al quinto posto. È un campionato dove secondo me qualche rammarico deve averlo il Marsala, avesse perso qualche punto in meno, avesse lasciato qualche punto in meno per strada nel girone d'andata, oggi potrebbe dire la sua anche per la vetta. Diciamo finalmente si sveglia la San Cataldese, che oggi ha fatto lo sgambetto alla capolista Camarat. La San Cataldese ha un organico tale che veramente ci si continua a stupire come questa squadra possa essere al terzultimo posto in classifica. Oggi ha dato finalmente dimostrazione del proprio valore. Attenzione, perché la prossima settimana questa squadra di Gaetano Mirto si giocherà sicuramente una bella fetta, possibilmente di promozione, e voglio sentire anche il parere dei nostri ospiti. Allora, Leonfortese di Mirto che si gioca tutto in casa contro questo Camarat, che indubbiamente insomma è una brutta gatta da pelare. Ma sai, ti dico che la Leonfortese, il mio caro amico Mirto, è una sorpresa, sorpresissima, una squadra molto giovane, costruita non per fare questo tipo di campionato. Il campionato, questo girone di eccellenza, è un campionato da alto contenuto tecnico, migliore secondo me migliore del girone B, ed è un grande merito di Mirto, perché ho visto giocare la sua squadra e gioca veramente molto bene, ed è una squadra giovanissima. E questo Quindi, è insomma una cosa bellissima. Una cosa bellissima, certo. Il capocannoniere è un ragazzo del 93 che si chiama Giovanni Caputa, che ho avuto io da juniores ad Adrano, ed è veramente quindi è una sorpresissima. Secondo me la tranquillità che può avere la Leonfortese non ce l'hanno sicuramente le altre squadre, perché sono state costruite anche con grossi budget, e basta guardare i nomi che ci sono in questo girone, tutte formazioni di grande passato, Marsala, Alcamo, insomma, abituati a palcoscenici importanti come la D e la C. Certo, certo. Luca, però è anche vero che questa squadra del Camarat all'andata ha vinto contro la Leonfortese, seppur soffrendo, quindi comunque insomma, scenderà in campo e sicuramente non vorrà mollare alla prima difficoltà. Sicuramente ogni partita fa la storia a sé, però è anche vero che il girone di ritorno secondo me è totalmente diverso da quello d'andata. C'è chi si deve salvare, chi punta a obiettivi più grossi, e quindi totalmente diverso, insomma. Bene, insomma aspetteremo allora il responso la prossima settimana di questo big match tra Leonfortese e Camarat. Nel frattempo però ci fermiamo qui a Penalty. Sì, un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.